Sin dalla vigilia si sapeva che quella tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Banca Valsabbina Millennium Brescia non era una semplice giornata di campionato. I nervi saldi di Perugia hanno consentito alle magliette nere di avere la meglio sulle ragazze allenate da coach Mazzola per 3-1, 25-14, 25-18, 14-25 e 25-20 parziali in una gara dove le ospiti hanno tardato a trovare il ritmo partita. Il primo set parte subito in discesa per Perugia che si trova immediatamente sul 14-7 con il money out firmato da Velkova. Il margine aumenta e il muro di Albrecht respinge in campo il punto del 25-14. Nel secondo set la storia sembra ripetersi, le magliette nere vanno bene sin dall'avvio e costringono Mazzola al time-out sul 9-5. La Bartoccini Fortinfissi Perugia preme sull'acceleratore e aumenta il margine. Timida la reazione di Brescia che arriva sul 16-12, ma l'inerzia sembra avere tutta un'altra direzione e a fermare l'ostilità ci pensa ancora il muro di Perugia con il 25-18 portato questa volta da Carcases. La musica cambia nel terzo set, stavolta è Brescia a partire bene, poi si torna in parità sul 5-5, l'intesa tra Angelino e Begis aumenta e i risultati si vedono. La Millennium Brescia comincia la fuga e restituisce il parziale del primo set 14-25 con l'ace di Biganzoli. Una vera e propria resa dei conti prende la scena nel quarto set. Perugia prende subito margine. Sull'8-5 di Carcases Mazzola chiama tempo. Brescia si mette ad inseguire quel +3 che però aumenta sul finale quando Angeloni archivia tutto ciclando il 25-20 finale. Dai, finalmente anche una vittoria super importante. Sapevamo che era super difficile perché per noi abbiamo bisogno di questi 3 punti. Io ho urlato per 4 set solo per spingere, per dare tutto per la squadra. Abbiamo vinto insieme, abbiamo bisogno di tutto di noi. Io sono contentissima. Sì. Era difficile, super difficile, ma finalmente.